Allora, il nuraghe che andiamo a vedere oggi è il nuraghe Sabuda, a Quirra, il comune di Villapuzzu. Sicuramente uno dei siti più conosciuti della zona e anche uno dei più interessanti da vedere, insieme a Sacua Zecis di Moraveras, Dome Sorcu di Castiadas, per esempio, a Basoro di San Vito. Per l'occasione sono fortunatamente affiancato dalla mia cuginastra Tamara, che dopo essersi fatta tranquillamente 30-40 km di corsa, mi ha accompagnato fino a su alla cima di questa collina a visitare questo bellissimo complesso nuragico, lei arrivando freschissima e io ovviamente patendo le fatiche dell'inferno. Cosa vi avevo detto? Guardate com'è fresca, guardate, non si è neanche sudata ancora. Ma Tamara, vabbè, oltre a correre, arrampica, si infila nelle grotte, eh, fa sott'acqua, quindi voglio dire, è una ragazza che eh, non riesce, sicuramente non la troverete stessa nel divano a guardare la televisione, come potrebbe capitare per me. Come dicevo, questo sito è conosciuto, Roberto Ledda ne parla nel suo censimento, gli dedica 3 pagine addirittura, una struttura che probabilmente è nata a monotorre e che nel corso dei decenni sicuramente è stata diciamo, fortificata creando una struttura quadrilobata intorno alla torre centrale e una cinta muraria di rinforzo. Allora, visitare questo sito con il telefonino come ho fatto io è veramente impossibile perché comunque è molto estesa, molte parti sono comunque difficili da raggiungere. Per avere una visuale un po' più ampia, per capire bene la dimensione del sito, linko qua sotto un video che il nostro amico Daniele Vacca ha pubblicato su YouTube e che ha fatto con il drone, da cui ecco, abbiamo una visuale un po' più ampia. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere il sito. Ecco ragazzi, non sono ancora arrivato, però ci siamo molto molto vicini. A me, già là. Eccolo là, non lo vedete voi perché è intuppito, ma è là, ve lo garantisco. Ancora qualche passo e saremo là. Ecco la torre centrale, bella. Notate, adesso le pietre sono di granito sicuramente del posto, cioè ovviamente sono del granito del posto, però da notare la posizione dei filari, eh, la lavorazione delle pietre è abbastanza di massima, però non so se notate, guardate qua, si vede proprio la struttura dei filari, 1, 2, 3, poi a un certo punto però si interrompono, guarda, e qui sembrano i massi disposti in maniera casuale, anche se ovviamente una- un senso ce l'hanno, se no non sarebbero durati 3000 anni. Questo è il lato che dà a nord. Sotto qua si può vedere anche quello che rimane di un altro ambiente. Il castello di Quirra, dalla torre centrale. Adesso io sono salito sopra. Mi dispiace per la giornata uggiosa che rende il video scuro. Ma Tamara, eccolo qua, torre centrale, guardate, rimane una bella porzione della Tolos. Da quel lato lì dove c'è quel foro sicuramente era un ingresso perché c'è la scala che scende verso giù, ecco, e finisce là sotto. Ecco Tamara che ci dà l'idea anche delle proporzioni, delle dimensioni. Ecco il vano della scala, bellissimo. Guardate anche il soffitto, come chiude, no, come chiude con la forma dell'ogiva. Scende, adesso io non lo so se scendo perché diciamo che ho un po' di problemi di deambulazione, però
Adesso mi metto da lì e vi faccio vedere con uno zoomettino. Ecco, non so se si vede da qua quella ingresso che non so se è, comunque era strutturale oppure se magari è derivato da un crollo. Ecco, la scala diciamo parte da lì e viene verso su, quindi molto probabilmente, ma bisognerebbe verificare, probabilmente ce n'è un'altra nell'altro lato del muro. Molto bene, sono riuscito ad arrivare, ecco qui alla fine di questa, che presumibilmente è una scala, e dall'altra parte della Tolos ho già visto una nicchia, una bella nicchia. Da questo lato qua, quindi sud-est, l'ingresso, e lato opposto c'è anche lì un non so se è un passaggio o non so, andiamo, no, però non ci dà vazzo. Ahia, ginocchio. Non lo so, sarà un'altra nicchia. Ecco qua siamo all'ingresso. Vedete l'architrave, poi è crollato, quindi però questo praticamente arriva, adesso se riesco a farvelo vedere, arriva fino alla, diciamo, all'interno della camera che abbiamo visto prima. Arriva fino all'interno della camera della torre principale. Sopra l'architrave, ecco la finestrella. Anche quello adesso c'è poca luce, quindi non si vede, però si vede, segue poi la forma del, diciamo, del corridoio. La chiusura del corridoio arriva fino dritto, fino pulito, fino alla stanza. La linea diciamo di visuale, molto bello. Ecco qua, lato sud-ovest, laggiù l'ingresso, e lateralmente qui un altro ambiente crollato, coperto dal materiale di crollo. Ecco qua, adesso qui li si vede un po' come scende, però ripeto, la luce non... Qui siamo sul lato ovest, la struttura, questo è diciamo il muro, l'opera muraria di diciamo il bastione di rinforzo della torre centrale che vediamo là sopra e che conteneva anche la torre laterale che abbiamo visto prima. Questo prosegue anche da questo lato. Notare le pietre, conci di dimensioni importanti. Qua diciamo che la tecnica di costruzione è un po' meno raffinata, ecco, anche se sono presenti molti conci, molte zeppe che equilibrano poi questi massi. Ecco qua, molto bene. Ecco qua il lato est che dà il castello di Quirra, coperto dalla vegetazione, ma diciamo che l'abbiamo circumnavigato abbastanza, quindi per oggi diremo, potremo anche considerare conclusa la gita. C'è tanto da vedere, c'è tanto altro da vedere, ma uscirebbe un video di almeno mezz'ora, quindi lasciamo così. E quello che manca, se lo volete vedere, ben easy, vi fate una gita domenica, paninetto e venite a vedervelo. Nuraghe La Gallina Ossabud, località Quirra, Villa Puzzu, Sarabus, Sardegna. Alla prossima. Ciao Tammy.